Iniziamo? Ok. Buongiorno a tutti, bentrovati, benvenuti. Siamo qua per questo evento che fa parte del piano di comunicazione del programma di sviluppo rurale della Regione del Veneto, che ringraziamo per questa opportunità, che è un programma che oggi vi spiegheranno gli ospiti e le persone che riusciranno a essere presenti. Più vicino, ok. È un programma di 6 anni che è iniziato nel 2014 e finirà tra un paio di anni. Ringraziamo ovviamente l'Istituto Domenico Sartor per aver deciso di prendere parte a questa iniziativa, a questa serie di eventi che dà un'ottima opportunità per spiegare ovviamente anche a voi di cosa si tratta. Lascio subito la parola al dirigente scolastico, alla professoressa Alban, per i saluti. Buongiorno a voi ragazzi che siete qui fisicamente presenti e buongiorno anche agli studenti che ci seguono in streaming, perché sapete che abbiamo anche le classi che ci stanno seguendo in streaming. Io do il benvenuto a tutti i nostri ospiti, li ringrazio per questa preziosissima opportunità che ci hanno offerto. Guardate che è un'opportunità per voi da cogliere assolutissimamente, perché non è solo un'opportunità momentanea legata a questo concorso che poi avrete modo di conoscere più approfonditamente perché vi verrà spiegato nei minimi dettagli, ma è un'opportunità per il vostro futuro. Il PSR per chi si occupa di agricoltura è fondamentale, soprattutto nel momento in cui uscirete dalla scuola e dovrete avvicinarvi al mondo del lavoro. Quindi è importante per voi conoscerne approfonditamente tutti i vari aspetti. Anche noi come scuola facciamo alcuni progetti, aderiamo ad alcune misure, ne conoscete una in particolare che è quella del Bionet, di cui sentite tanto parlare nella nostra scuola da diversi anni, e queste misure sono delle misure che danno veramente grosse opportunità, in questo caso a noi come scuola, ma per voi un domani anche per il vostro futuro. Quindi io vi invito a cogliere veramente questa presenza di oggi come un'opportunità da sfruttare e soprattutto cercate di mettervi un po' in gioco anche per questo concorso che verrà proposto, perché può essere un trampolino di lancio importante anche per un domani. Quindi non vi rubo altro tempo, ma seguite con attenzione tutto ciò che vi verrà spiegato oggi, perché ribadisco, è importante per il vostro futuro. Grazie. Grazie mille. Ok, lascio un attimo adesso invece la parola alla professoressa Boato, che rappresenta la rete delle scuole agrarie e forestali del Triveneto, che è la rete che ha aderito a questa serie di eventi ed è il motivo per cui anche è arrivato fino a voi. Allora, sono contenta che questo evento si tenga nella nostra scuola, perché devo dire che ci siamo sempre spesi per cercare di fare in modo che i nostri studenti vengano coinvolti in questo tipo di iniziative che accogliamo veramente con piacere. Spero proprio che gli spunti che vi verranno dati questa mattina vengano presi in considerazione, perché penso che il mettersi in gioco fin da studenti, nel provare a progettare, a inventare, a redigere un lavoro proprio personale, sia una sfida importante che aiuta proprio e allena a quello che può essere poi il mondo del lavoro, con tutte le sfide che quotidianamente vi darà. E quindi veramente mi auguro che sia un lavoro proficuo, che questa manifestazione venga accolta bene dai ragazzi, e auguro buon lavoro a tutti. Ok, lanciamo adesso un brevissimo video che è la bussola del PSR, vorrebbe spiegare un pochino di cosa si tratta. Trovate qualcosa di simile anche nei vostri zainetti, c'è la brochure, il dépliant, che è più o meno la spiegazione che vedrete anche ora nel video.
programma di sviluppo rurale è lo strumento regionale che attua le politiche sostenute dal FEASR. Contribuisce a rafforzare la competitività del settore agricolo, migliorare la sostenibilità ambientale e realizzare uno sviluppo equilibrato del territorio. Il PSR è uno dei programmi della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Le risorse finanziarie gestite attraverso il PSR Veneto superano il miliardo di euro. Fra i beneficiari del programma ci sono agricoltori, imprese agroalimentari, consorzi e organizzazioni, soggetti pubblici. Il PSR concorre a raggiungere 6 priorità europee attuando 13 misure. In particolare, la misura 6 sostiene i giovani fra i 18 e i 40 anni che vogliono avviare un'impresa agricola. Orienta il tuo futuro con le opportunità del programma di sviluppo rurale. Scopri di più su www.psrveneto.it. Ok, benissimo. Per introdurvi quindi il PSR, qui con noi oggi Franco Contarin della Direzione Parchi e Foreste, che è l'autorità di gestione dei fondi e del PSR, direttamente dalla Regione del Veneto, quindi lasciamo la parola. Grazie. Sì, grazie. Grazie alla preside, alla professoressa e grazie a voi dell'attenzione che ci dedicate. Per noi, anche per noi è un piacere, oltre che un onore, oltre che un dovere soprattutto, essere qui. Ringrazio dell'attenzione che ci dedicate, ringrazio anche i vostri colleghi, i compagni di scuola che sono collegati in streaming. La nostra volontà, l'obiettivo di questa iniziativa rivolta a voi e a tutti gli istituti del settore agrario del Veneto è quello di far conoscere il programma di sviluppo rurale. Ben diceva la professoressa Boato, l'auspicio nostro è che nel vostro futuro professionale abbiate occasione di incrociare questo strumento. Lo potrete incrociare in varie vesti. Le principali due sono o come richiedenti e potenziali beneficiari in veste di imprenditori o di responsabili comunque di imprese del settore agricolo e agroalimentare, o in veste di consulenti di questi soggetti. Venendo qui in auto e apprezzando la campagna che c'è nei dintorni di Castelfranco, parlavamo proprio con i colleghi dicendo questo, cioè in questo momento noi interloquiamo con sicuramente almeno un paio di migliaia, questo è l'ordine di grandezza, di soggetti che a diverso titolo svolgono l'attività di consulenti di imprese agricole e di imprese agroindustriali che nelle 13 misure di cui si compone il PSR colgono opportunità di sostegno ai progetti, ai loro progetti di sviluppo. Allora, abbiamo preparato alcune presentazioni che oggi cercheranno, soprattutto nella seconda parte, di presentarvi questa iniziativa, questo concorso di idee che vi proponiamo con i suoi requisiti, con i suoi premi. Ma prima abbiamo una presentazione affidata a me che cerca di spiegare, spero in poche slide, ma cercherò di saltare quelle che magari sono un po' superflue, che cos'è il programma di sviluppo rurale. Allora, aspettate che vedo qual è, eccolo qua. Bene. Probabilmente nel vostro corso di studio avete delle nozioni di diritto. Nell'ambito di queste nozioni di diritto sicuramente incrociate la politica agricola comune. Che cos'è la politica agricola comune? E, cosa interessante, se non lo sapete, viene ridefinita a intervalli di tempo ogni 5, ogni 7 anni, c'è una rivisitazione complessiva. Vorremmo consegnarvi alcune informazioni di inquadramento per capire meglio cos'è questo programma, che non è solo sto coacervo di misure, di forme diverse di aiuto, di sostegno in percentuali o con premi a superfici, ma è il modo, lo vedrete, con cui a livello europeo i prima 28, oggi 27 Stati membri hanno deciso di governare, di indirizzare lo sviluppo del settore agricolo, perché il settore agricolo è basilare per lo sviluppo e la crescita della società. Allora,
L'Unione Europea, che tiene insieme questi 27 Stati membri, sin dal suo nucleo iniziale, nel 1957, si è data delle regole. Queste regole hanno previsto che su certe materie strategiche non si ragionava più a livello di Stati membri, ma si decideva in un unico posto in cui tutti gli Stati membri concorrevano alla decisione. C'era un'assise unica, c'era un governo europeo di quelle materie. La ragione, chiedetela ai vostri nonni. La ragione era evitare le sciagure che sono successe tra il 1914 e il 1918, le sciagure intermedie, ed evitare le sciagure che si sono svolte in Europa dal 1939 al 1945. Cosa era successo? Era successo che si era maturato, a causa di tanti morti, la convinzione che la guerra non era più lo strumento per poter dialogare tra stati. Fino all'istituzione europea, in Europa l'unico strumento di dialogo, di relazione tra gli stati era un meccanismo diplomatico che prima o poi portava al conflitto bellico. Conflitto bellico è significato, solo in queste due parentesi che ho citato, quasi 10 milioni di morti su una popolazione europea che era la metà dell'attuale, quindi circa 200-250 milioni di abitanti. Cosa vuol dire? Che in ogni paesino dove abitiamo voi, noi, tutti, c'è il cippo che ricorda i morti. A un certo punto, dopo un percorso lungo, negoziale, nel 1957 viene statuito il Trattato di Roma. Il Trattato di Roma all'articolo 38, tra le questioni cruciali per evitare la guerra, dice questo: l'Unione definisce e attua, allora c'era scritto comunità, era la Comunità Economica Europea. Questa è una versione evoluta del trattato che è stato rinnovato negli ultimi anni. L'Unione definisce e attua una politica comune dell'agricoltura e della pesca. Il mercato interno comprende l'agricoltura, la pesca e il commercio dei prodotti agricoli. Ecco perché arriviamo oggi a avere questi strumenti a disposizione, strumenti finanziari, economici, normativi, ok? Per trovare un modo di sviluppo e di relazione che non preveda la prevaricazione del più forte sul più debole, la violenza, la guerra, ma un modo più pacifico, più economico e vantaggioso per tutti. Articolo 39. Questa politica agricola comune cosa deve assicurare? Lo trovate scritto qui. Un tenore di vita equo, stabilizzare i mercati, sicurezza degli approvvigionamenti. Cioè l'uomo ha bisogno di tante cose. Ce ne sono di superflue, di non vitali, ce ne sono alcune di vitali. Quella di mangiare e bere ogni giorno è vitale e va assicurata a tutta la popolazione. Articolo 40, ho saltato una parte, la PAC si sostanzia, è un principio, è un obiettivo, si sostanzia attraverso strumenti. Questi strumenti hanno bisogno di soldi per funzionare. L'articolo 40 dice: la PAC si userà uno o più fondi agricoli di orientamento di garanzia. Nel filmato precedente, che spero abbiate apprezzato, a un certo punto si è citato un acronimo, FEASR. È un acronimo della traduzione italiana di Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. È il secondo fondo. Ce n'è un altro, si chiama FEAGA, e il FEAGA dà i pagamenti diretti a ettaro di superficie. E il FEAGA vuol dire Fondo Europeo Agricolo di Garanzia, ok? Sono i due fondi che operano. L'articolo 312, quindi vi ho spiegato da dove nasce la PAC, che cos'è la PAC in pillole, perché c'è la PAC. Ho detto prima una domanda, ma perché ogni 5-7 anni c'è la ridefinizione delle regole europee, non solo della politica agricola, ma di tutte le politiche che fa l'Unione Europea sulla base di questo esempio che è l'agricoltura? Perché come tutti gli organismi l'Unione Europea si regge con un bilancio, cioè deve dire dove prendo i soldi e dove li spendo, okay? Come ogni comune dove noi abitiamo, come la scuola in cui siete, che ha un bilancio annuale per il suo funzionamento, per far funzionare l'azienda, per far funzionare la didattica e tutto quello che serve per offrire il servizio istituzionale della scuola. Almeno ogni 5 anni l'Unione Europea rifà il proprio bilancio. Lo fa come? Mette insieme i capi di Stato, okay? Anzi i capi di governo, il Consiglio dei Ministri dell'Unione Europea, e decidono
si autotassano per sostenere il bilancio europeo. Normalmente ogni paese, ad esempio in questo periodo si chiama di programmazione, in questo bilancio attuale, l'1,02% del prodotto interno lordo, una quantità di risorse pari a questi, è versata ogni anno dallo Stato membro alle casse europee. L'Italia ogni anno versa allo Stato, depone nel bilancio comunitario circa 3 miliardi e 700 milioni di euro, ok? Va bene? Per alimentare il funzionamento del bilancio comunitario. Anzi, scusate, i 3 miliardi e 700 milioni di euro sono un gap tra ciò che versa, che sono circa, se non ricordo male, 15 miliardi di euro, e ciò che riceve negli strumenti, tra cui anche il programma di sviluppo rurale, che sono circa poco più di 11 miliardi di euro. Cos'è il programma di sviluppo rurale? Perché lo predispone e lo attua la regione? PSR è l'acronimo, lo slang che usiamo. Perché lo fa la regione? È interessante questo. Perché non c'è un PSR statale? No, perché lo fa la regione? Eccolo qua. Nel 1973, e poi con progressive ridefinizioni e modifiche della nostra Costituzione repubblicana, lo Stato ha deciso che in materia di agricoltura, ok, la decisione spetta alle regioni. Il Ministero delle Politiche Agricole ha solo un ruolo di messa insieme, di rappresentare unitariamente il tema dell'agricoltura, ma le leggi di governo, cosa sostenere, cosa spendere, viene deciso presso ogni giunta regionale. Ok? La PAC attuale, all'interno della quale si inserisce questo strumento, il PSR. Eccola qua, schematizzata in maniera discutibile ma sintetica, spero efficace. Abbiamo due grandi piatti della bilancia, due pilastri si chiama in gergo tecnico. Il primo pilastro è sostenuto dal FEAGA, Fondo Europeo Agricolo di Garanzia, assorbe il 68% delle risorse e governa il cosiddetto premio unico, le organizzazioni comuni dei mercati vitivinicolo, ortofrutticolo, lattiero-caseario, aiuti di mercato, poca cosa. Cosa si intende per aiuti di mercato? Sono vecchi strumenti che hanno comunque governato e gestito, strutturato la politica agricola fino al 1994, ecco 92-94, con una profonda riforma che ci fu allora, e che prevedevano un sistema di dazi. È simile al sistema che sta impostando Trump adesso negli Stati Uniti, ok? L'Europa l'aveva già sperimentato per il settore agricolo e l'ha smantellato dal 92 in poi. Dal secondo pilastro, Fondo Europeo Agricolo e Sviluppo Rurale, 32% delle risorse del budget europeo complessivo, i programmi di sviluppo rurale. Cos'è il programma di sviluppo rurale? A cosa serve? Ecco, il programma di sviluppo rurale è lo strumento attraverso il quale il Fondo Europeo Agricolo e Sviluppo Rurale, questo è uno stralcio del regolamento della legge che dice allora esiste il programma di sviluppo rurale, contribuisce alla realizzazione della strategia Europa 2020, che è una strategia definita il decennio scorso, dal 2004-2005 fino al 2009, promuovendo lo sviluppo rurale sostenibile nell'insieme dell'Unione in via complementare agli altri strumenti della PAC e degli altri strumenti di governo. L'obiettivo è quello del maggiore equilibrio territoriale e ambientale, rispettoso del clima, resiliente, competitivo e innovativo, e contribuisce allo sviluppo dei territori. Tutto sto modo molto enfatico di dire vuol dire che il PSR è il frutto di una serie di decisioni assunte dagli Stati membri nell'assise, nel Parlamento, nel governo europeo, per assicurare, indirizzare, accompagnare un percorso di crescita, di sviluppo. Se non c'è crescita, se non c'è sviluppo, non c'è economia. Se non c'è economia, non c'è un reddito adeguato per sostenere le famiglie, gli individui. Ok? In questo momento in Europa ci sono 118 programmi di sviluppo rurale. Gli Stati membri sono 27. Ci sono diversi modelli di attuazione. C'è il modello regionalizzato, cioè un PSR per ogni regione, quindi in Italia, vedete, abbiamo 23 PSR,
uno nazionale e gli altri sono delle regioni più delle province autonome. Ricordo che Trento e Bolzano sono una regione ma hanno 2 autonomie amministrative, 2 province, quindi 23. Vedete in Spagna gli amici spagnoli ne hanno 19, perché anche in Spagna la gestione è regionalizzata, loro hanno le comunità autonome. Ricorderete la tensione che c'era e che c'è tuttora in Spagna tra la Catalogna e Barcellona, c'è stato quell'episodio di tensione tra il governo centrale e il governo regionale e così via. In Spagna ci sono 30 PSR che fanno riferimento ai dipartimenti, lì non hanno le regioni, hanno i dipartimenti, e in Germania ne vedete 15, i Länder tedeschi. La Germania è regionalizzata, sapete, ad esempio dai giornali ci sono state le elezioni in Baviera giusto questo fine settimana. La costruzione del PSR. È interessante anche questo, perché? Perché non si tratta qui che qualcuno solo dall'alto vede cosa serve, quindi diciamo come il papà di casa a volte dice no, sta zitto, suo amico sa che serve, sta buon, chietate, ecco, non è così. A livello unitario di vertice europeo viene deciso di attrezzare questo strumento. Per quanto sta al PSR, però poi si dice come va fatto, e a livello comunitario nel regolamento sono definiti, diciamo così, una specie di portafoglio, di catalogo di misure, di strumenti che si possono adeguare. Poi è dato mandato a livello nazionale o regionale, a seconda, no? Di scrivere, l'autorità del posto deve scrivere cosa rispetto all'analisi dei bisogni del proprio territorio è più opportuno mettere in atto. E difatti su 20 possibili misure previste dai regolamenti il Veneto ne ha scelte solo 13. Perché? Perché il Veneto è questo, alcuni dati italiani e alcuni dati veneti, sono i dati usati per scrivere il PSR, cioè si parte dall'analisi statistica ufficiale dei territori. E così è interessante dire il Veneto ha 18.000 km² di superficie, di cui allora in quel momento 8.100 di superficie agricola utilizzata. Sono dati, credo che siano noti a voi, parametri noti nelle vostre. È interessante sapere quanti abitanti ci sono, il numero di comuni. Le aziende agricole, sapete che azienda agricola per l'Istat è chiunque gestisce un pezzo di terra superiore ai 5.000 metri quadrati. C'erano, adesso sono un po' meno, 119.000 aziende agricole. È interessante sapere però che le imprese agricole, quindi quelle che sono iscritte in Camera di Commercio perché vivono solo di agricoltura, erano 64.950. Anche queste, dall'ultimo dato dell'Union Camere, sono 63.000, poco più. E così via. La produzione agricola nostra regionale naviga tra i 5 miliardi e mezzo e i 6 miliardi di euro all'anno. Vabbè, il territorio del Veneto ha una zona montana, che abbiamo qui rappresentato, e che influisce nelle scelte. In questa analisi di cosa serve e di quale strumento mettere in atto, questa cosa ha influita. Qui questa fotografia vi rappresenta i soggetti che hanno partecipato a fare queste scelte. E vabbè, trovate le organizzazioni agricole, le autorità regionali, alcuni soggetti nazionali e così via. Eccolo qua, il metodo per scrivere il PSR, cioè una serie di incontri, di riunioni organizzate dalla regione per fare l'analisi, individuare i fabbisogni, decidere, siccome ho bisogno di queste cose, che strategia mi do? Cioè come faccio, ad esempio, c'è un tema, emergeva dal filmato iniziale, c'è un tema, serve ricambio generazionale per assicurare idee fresche e innovative nel settore agricolo. Come lo risolviamo? La strategia è il decidere come lo vogliamo risolvere. Quindi in questa serie di incontri, in queste fasi che abbiamo cercato di organizzare, consultando un centinaio di organizzazioni che rappresentano il settore agricolo e rurale del Veneto, è stato fatto questo percorso. Questo percorso ha portato a individuare questi fabbisogni, quello che vi ho detto prima, il ricambio generazionale è uno, non mi ricordo più che numero sia, ma è scritto qua in mezzo, non vi faccio perdere altro tempo, e ha portato a definire questo. Questo è una diapositiva schematica che vi dice com'è composto il programma. Il programma risponde alle 6 priorità del regolamento europeo, i 6 obiettivi, è articolato poi in sotto obiettivi, ma lasciamo stare,
ha scelto 13 misure, ogni misura è dettagliata in tipi di intervento che sono il modo per dare un aiuto. Dentro a questi 45 tipi di intervento, in coerenza ad esempio alla strategia che vi dicevo per il ricambio generazionale, ce n'è uno dedicato solo all'insediamento del giovane agricoltore, a cui viene dato una valigetta, diciamo così, un kit finanziario di ingresso per poter ammodernare la sua azienda e adeguarla. Un'altra rappresentazione di questa strategia, qui vedete l'elenco dei titoli degli obiettivi specifici, è interessante, va bene, per realizzare questo è stato dato un budget finanziario. Il Veneto, in base a dei parametri di peso nell'agricoltura nazionale, eccetera, ha ricevuto 1 miliardo e 169 milioni che può usare nell'arco dei 6 anni, 7, dal 2014 al 2020, per sostenere questi tipi di intervento, queste azioni concrete. Una cosa che è interessante, che vi faccio riflettere, è questa. Questo budget di spesa serve per garantire lo sviluppo e ci si chiede: ma qual è il trend di sviluppo dell'agricoltura veneta? Eccolo qui rappresentato. In verde la produzione lorda vendibile complessiva del Veneto agricolo, dal 2007 al 2017. Questo è uno studio di Veneto Agricoltura, sempre nostri e vostri colleghi che lavorano su queste cose, e vedete, siamo passati da poco più di 5 miliardi a quasi 6 miliardi di euro. Ovviamente è un dato aggregato, qui dentro c'è chi guadagna di più in questi anni e chi purtroppo è in crisi e ha guadagnato un po' meno, però vedete è un trend in crescita. Le altre due righe qui sono il valore aggiunto ai consumi intermedi e vedete che ricalcano sempre un trend in crescita, cioè passiamo per il valore aggiunto da 2 miliardi e mezzo a quasi 3 miliardi di euro. Il valore aggiunto, come sapete, è il guadagno, mentre la produzione è il ricavo, quindi ricavo meno costi, ecco il guadagno che resta nelle tasche degli agricoltori per fare investimenti, per vivere. Ecco. Dicevo, sono stati individuati i fabbisogni, quindi il budget reso disponibile del 1 miliardo e 169, in base a questa analisi, è stato suddiviso mettendo sulla priorità 2, che è quella dell'ammodernamento dell'innovazione, il 35% delle risorse, mettendo sulla priorità 4, che è quella dell'ambiente, premi agroambientali, si parlava prima Bionet, oppure tutte le misure agroambientali, il mantenimento delle siepi, il mantenimento dei prati, le tecniche di coltivazione a basso input di fertilizzazione o di ridotto uso dell'acqua, stanno qua dentro, sono il 28% delle risorse. Oppure vedete la priorità 6, là in alto cos'è? Sono interventi di sviluppo locale. Gli interventi dei GAL, sapete che in Veneto abbiamo 9 GAL, in questa zona non c'è, ma c'è il GAL Alta Marca o il GAL Montagna Vicentina o il GAL del Bellunese, sono delle iniziative, degli strumenti per garantire un approccio locale che crei condizioni di sviluppo, favorire la diversificazione delle aziende agricole, dove sono aziende più fragili, meno vocate dal lato produttivo, possono però diversificare facendo agriturismo, ospitalità, servizi ai turisti, ecco, così via. E così per le altre. Priorità 1 è quella che guarda la formazione permanente degli agricoltori, sostiene la creazione di gruppi di cooperazione per innovare. Altra rappresentazione, tutte le risorse sono state suddivise. La misura di cui si parlava prima, ecco qua, guardate qua, obiettivo specifico 2B, questa colonna qui. Questo, l'obiettivo 2B, se tornassimo indietro, non lo faccio per avviarmi a concludere, è risorse per i giovani agricoltori. Chi sono i giovani agricoltori? Sono coloro che sono in agricoltura e hanno meno di 40 anni. Entrano in agricoltura tra i 18 e i 40 anni. A loro il PSR del miliardo e sfischia, che dicevo, solo per loro riserva 203 milioni. Qui dentro cosa c'è? C'è la misura che dicevo prima, l'insediamento giovani, 40.000 euro dati al giovane per entrare in azienda e quindi che gli consentono di fare i primi investimenti, ma ci sono anche altre risorse proprio per ammodernare l'azienda. I 40.000 euro sono ovviamente a fondo perduto, vengono dati così, rispettando i vincoli, facendo un piano di sviluppo aziendale. Poi per i fabbisogni di investimento lui può chiedere un aiuto ulteriore pari al 50% o al 60% di zona montana degli investimenti che deve fare. Altre rappresentazioni, ma qui uso per dirvi quali sono queste forme di aiuto che diamo. Misura 1, trasferimento di conoscenze. Qui finanziamo gli enti di formazione,
pensate alle RAPRA, pensate alle imprese verdi Coldiretti, pensate al CIPAT o al CECAT, penso che per alcuni di voi siano sigle che avete sentito a casa vostra, per formare, o anche qua, scusi Preside, li conoscete bene, noi finanziamo, il PSR, non noi scusate, la Regione tramite il PSR finanzia i corsi che devono essere gratuiti per assicurare sulle diverse tematiche la formazione permanente, per imparare le nuove tecnologie, nuove tecniche. 2, i servizi di consulenza, questa è una misura che sta per partire, partirà qui a fine anno, è un budget dedicato a pagare le spese degli organismi di consulenza che devono rendere disponibili dei tecnici che vanno presso le aziende per fare consulenza, che ne so, sulla viticoltura sostenibile, sul benessere degli animali, sulla dieta alimentare più opportuna per evitare eccessi di azoto e così via. Voi siete più esperti di me su questo. 3, regimi di qualità, cioè promozione dei prodotti a marchio di qualità comunitario, le DOP, gli IGP e così. 4, gli investimenti, e qui dentro ci stanno gli investimenti di ammodernamento delle stalle, delle cantine, delle serre e quant'altro. 6, sviluppo di aziende agricole, qui al di là del titolo, qui dentro c'è il pacchetto per i giovani, qui ci sono i giovani e la diversificazione. 7, servizi di base e rinnovamento, non l'ho detto prima, un altro grosso investimento che abbiamo fatto, un investimento fatto col PSR è sostenere l'infrastrutturazione a banda ultra larga, i famosi 100 megabound di funzionamento della rete. Il PSR mette lì 50 milioni di euro per sostenere sta roba qua nei comuni rurali. 8, investimenti forestali, 10, premi agroambientali, 11, conversione all'agricoltura biologica, quindi passaggio da convenzionale al biologico. Ho appreso con sincero apprezzamento da parte mia che la vostra scuola nella sua azienda è dentro al metodo di produzione biologico. 13, indennità per le aziende agricole che operano in zona montana, è un'indennità a ettaro, diamo tra i 200 e i 450 euro per ettaro di superficie coltivati nella zona montana. 16, cooperazione per l'innovazione, di cui poi darà un accenno la dottoressa Vianello, la mia collega. E 19, lo sviluppo locale, i GAL, questo è il sostegno riservato ai GAL. Vabbè, l'attuazione del PSR ve la risparmio, c'è un sistema, ci sono delle autorità che attuano il PSR. Chi sono? L'autorità di gestione, sono io e i collaboratori che vedete qui oggi, che vengono a presentarvi il programma. Poi abbiamo AVEPA. AVEPA è il nostro braccio esecutivo, cioè noi definiamo i bandi, definiamo la programmazione per conto della giunta regionale. Ad AVEPA poi è affidato cosa? Raccogliere le domande, istruire le domande, concedere l'aiuto, controllare l'esecuzione, fare il pagamento. Abbiamo poi i GAL nei territori ovviamente che possono fruire di questa misura, questo strumento, che sono solo quelli a maggior vocazione rurale. Vabbè, i soggetti richiedenti eccetera, vado avanti veloce se no vi tedio. Come operiamo? Tutto quello che vi ho spiegato come si concretizza? Se uno di voi è interessato, il suo papà, la vostra famiglia, gli amici, ok, tutte queste chiacchiere, ma dove quagliano? Nei bandi. A ritmo in genere quadrimestrale la regione produce dei bandi, fa dei bandi, cioè dice, bene, l'obiettivo dei giovani agricoltori per partecipare al pacchetto giovani, per conseguire il premio di 40.000 euro e così in tutte le altre misure, ogni anno a fine dicembre c'è il bando. Questo è il calendario che abbiamo fatto ancora all'inizio del 2016, che diceva, dal 2006, recuperava anche i dati storici, vedete 14, 15, però diceva, bene, fino al 2020, per i vari tipi di intervento, qui non ci stavano i titoli, se no veniva una slide lunghissima, ma ogni codice corrisponde a una forma di aiuto. Quando sono i bandi? Questo è un calendario importante perché ha consentito a molti di prepararsi, perché partecipare a questi bandi e a queste domande richiede autorizzazioni, richiede documenti, richiede soprattutto, prima di tutto, un progetto personale e aziendale. Uno deve sapere dove vuole arrivare. Questo è un aiuto per realizzare quello che si vuole fare, rendendo disponibili dei soldi, delle risorse. Io sto concludendo la mia presentazione
e sono a disposizione poi se volete fare domande nello spazio per le domande. È interessante, ve lo dico, sapere che per noi è un obbligo, ma lo facciamo anche con piacere, rendiamo disponibili le informazioni su tutta quella che è la vita del programma, dei bandi, delle regole, segnalazioni. In questi abbiamo alcuni siti, quello della Regione del Veneto, uno dedicato del PSR, uno di Avepa e il portale Piave, che cerca di tenerli insieme per poter informarsi, tenersi informati di ciò che accade o sta accadendo. Ecco, perfetto, grazie della vostra attenzione e buon proseguimento. Scusate ragazzi, io intervengo da dirigente della scuola e anche da presidente della commissione degli esami di Stato. Per le quinte, la lezione che ha fatto il dottor Contarin, ricordatevi che è importantissima, avete avuto una lezione nel vero senso della parola, perché io queste cose, lo dico per coloro che sono in quinta, le ho sentite chiedere agli esami di Stato appena trascorsi, quindi fate tesoro di quello che vi ha detto. Benissimo. Allora, dopo questa nota agrodolce, passiamo a un video, dei due video che abbiamo preparato, che sono un po' degli esempi di come utilizzare i fondi del PSR e di buone pratiche, diciamo. In questo primo video parla della storia di Enrica Balzan, che è un'imprenditrice agricola che si è spostata sulla produzione biologica a Valbelluna, e quindi nulla, vediamo la sua storia e questo primo esempio. Mi sono avvicinata all'agricoltura un po' per caso, in realtà. Avevo un lavoro, un posto fisso, ho una laurea in tecnologie alimentari, però insomma avevo un po' questo desiderio di cambiare, di fare qualcosa di mio, e pian piano, gira e rigira, informati qua e là, ho visitato diverse realtà. Alla fine mi sono un po' imbattuta in questa esperienza che ho voluto provare ad affrontare. Quindi nel 2014 ho aperto la partita IVA agricola e ho messo in piedi un po' questa piccola aziendina, un po' con l'idea di, diciamo, portarmi a casa uno stipendio per me stessa, principalmente. L'obiettivo, diciamo, primo è quello, quindi la mia azienda oggi copre poco più di 1 ettaro di terreno, di cui coltivati sono meno di 1 ettaro, circa 9.000 metri quadrati. 5.000 metri quadrati meleto, frutteto in cui coltivo solamente mele, e gli altri 4.000 metri quadrati invece li dedico alla coltivazione delle orticole. Sono in conversione biologica, a luglio di quest'anno sarò ufficialmente biologica perché avrò terminato il periodo di conversione, e quindi così, un'avventura che è partita un po', che va pian piano, è partita piano, va avanti piano piano, però insomma cerco di farla a mia misura, ecco, di non fare il passo più lungo della gamba, come si dice. Io parto da zero, in realtà, parto da zero sia a livello agricolo che a livello proprio di agricoltura biologica, quindi per me le conoscenze agrarie erano pari a zero quasi. Però nel momento in cui mi sono avvicinata a questo lavoro non ho mai avuto dubbi sulle modalità di coltivazione che io volevo adottare, perché sono convinta che l'agricoltura biologica sia il minimo che ogni agricoltore dovrebbe fare per tutelare il territorio in cui viviamo e in cui lavoriamo anche noi agricoltori, perché se riusciamo a mantenerlo salubre e pulito abbiamo anche un'opportunità, secondo me, di appunto riuscire a mantenerlo e preservarlo per il futuro. Se si continua a buttare a prodotti chimici che il territorio, comunque l'ambiente, poi non è in grado di degradare, purtroppo pian piano, come dire, le prospettive secondo me peggioreranno, ecco. Quindi
ho sempre avuto a cuore questo aspetto. Ho approfittato di questi soldi proprio per partire in realtà, perché i 30.000 euro a fondo perduto li ho utilizzati interamente nell'impianto del frutteto, quindi per acquistare tutti i materiali, dai pali, fil di ferro, le reti, l'impianto di irrigazione, le piante, che essendo piante pluriennali ho potuto anche queste appunto pagarmele con questi soldi, e il lavoro della ditta che ha messo a dimora proprio il frutteto vero e proprio, che sono venuti a farmi i lavori, quindi con questi soldi, e parte anche della recinzione, perché purtroppo abbiamo una elevata presenza di fauna selvatica e quindi bisogna difendersi in qualche maniera, e quindi parte di questi 30.000 euro li ho usati anche appunto per la recinzione. La misura 121 l'ho sfruttata per acquistare una cella frigorifera nella quale poi andare a stoccare le mele, perché comunque la produzione è abbastanza elevata e quindi c'è bisogno di conservarle per un periodo insomma abbastanza lungo, anche per poterle poi vendere in maniera graduale ai clienti e quindi farli contenti insomma per un periodo un po' più lungo, ecco. Allora, passiamo adesso invece la parola alla dottoressa Monica Vianello, sempre della Regione del Veneto, direzione agroalimentare, che ci parlerà dell'innovazione attraverso la cooperazione e la misura 16. Grazie. Buongiorno a tutti. Allora, entriamo un po' nel vivo del PSR e di una delle forme di finanziamento che consente questo strumento, che è la misura 16. La misura 16 è una misura nuova per questo PSR, è stata una sfida anche per noi attuarla e è stata una sfida anche per chi si è approcciato a questa misura. Cerchiamo di capire intanto qual è l'obiettivo di questo finanziamento, a cosa mira. La misura 16 si occupa in particolare di innovazione in agricoltura. Parliamo di innovazione, non parliamo di invenzione. L'invenzione è un fatto tecnico, è qualcosa di nuovo. L'innovazione invece riguarda più aspetti, l'aspetto economico ma anche sociale e culturale. Quindi quando io inserisco o adotto un'innovazione, non adotto solo un fatto tecnico, ma anche cambio il mio modo di pensare, il mio modo di fare economia, e anche l'aspetto culturale, il mio aspetto culturale. Quando si fa innovazione è importante anche saperla comunicare. Un vero innovatore non fa solo l'innovazione nella sua azienda, ma anche la comunica, la trasferisce. E quindi anche quando voi vi troverete ad innovare la vostra azienda, sarà importante comunicare eventualmente l'innovazione che adotterete. L'innovazione in agricoltura è una sfida più che in altri settori. Perché? Perché quando si parla di agricoltura noi parliamo di un sistema che è complesso. L'abbiamo visto anche nella composizione del PSR, le priorità sono tante, vanno dagli aspetti economici ma toccano anche aspetti ambientali, aspetti sociali e culturali. Quindi quando si parla di agricoltura abbiamo la possibilità di andare a toccare direttamente o anche indirettamente molteplici aspetti, e quando si fa innovazione, l'innovazione che noi adottiamo possiamo determinare delle conseguenze che sono anche molto lontane dal nostro punto di partenza. Di questo dobbiamo tener conto. È un sistema lento, è un sistema che fa fatica a cambiare perché i processi sono lenti e anche perché c'è bisogno di un cambio di mentalità, e sappiamo che l'agricoltura è un settore che fa fatica a cambiare, ad innovare. E un grosso problema dell'agricoltura è che spesso è un sistema poco aggregato. Tanti sono i soggetti che operano nel settore agricoltura, difficilmente cooperano e comunicano e dialogano tra di loro. Alla luce di tutto questo, già in fase di programmazione, quindi parliamo veramente di 10 anni fa, l'Unione Europea ha iniziato a pensare a come sostenere l'innovazione, come stimolare l'innovazione in agricoltura. Qui vedete due
due aspetti che ho cercato, su cui vorrei soffermarmi. Allora, il PEI Agri è il Partenariato Europeo per l'Innovazione in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura. È un'invenzione della Commissione Europea. Partenariato. Cosa vuol dire partenariato? Alla fin fine, partenariato è un insieme di persone, di soggetti che si mettono assieme. Pensate all'origine di questa parola, deriva da partner. Se voi pensate al vostro piccolo, il partner, la persona con cui volete stare, deve essere una persona con cui riuscite a dialogare, avete un progetto comune, avete la stessa visione del mondo, collaborate, vi fidate di lui o di lei. In questo caso la Commissione Europea stimola la creazione di un sistema che dialoghi tra tutti i soggetti che possono essere interessati ad adottare innovazione in agricoltura. E qual è l'obiettivo? Quello di creare un'agricoltura più produttiva e più sostenibile. Per questo scopo, nell'ambito del PSR, viene finanziata la misura 16, cooperazione. Cooperazione tra soggetti diversi, non solo gli agricoltori. L'innovazione spesso deriva anche dal confrontarsi con chi non si occupa di agricoltura, ma ha un occhio diverso e ci permette di adottare qualcosa che è nuovo, che prima non veniva utilizzato nel nostro settore. Questo avviene sostenendo la creazione di gruppi di lavoro. Abbiamo i gruppi operativi, si chiamano, i gruppi operativi del PEI Agri. Come si forma un gruppo operativo? Allora, la prima cosa da fare, ed è anche il percorso che suggerisco a voi di seguire quando vi servirà, intanto è necessario identificare l'idea o il problema. Io innovo, cambio, adotto qualcosa di nuovo perché ho un problema da risolvere o perché voglio migliorare qualcosa che già c'è. Però quest'idea la devo studiare, devo capire come aggredirla, come risolvere il problema. Quindi cosa farò? Cercherò le persone, i partner migliori che mi permettono di risolvere tutti gli aspetti per risolvere il mio problema. Dopodiché devo costruire un programma, devo avere una strategia che sia efficace, che sia realizzabile. Ovviamente avrò bisogno di trovare anche dei finanziamenti e in questo caso il PSR viene in aiuto per i progetti di innovazione e come si diceva prima non c'è innovazione se non c'è divulgazione, se non c'è condivisione della conoscenza. Quindi tutti i gruppi operativi che vengono finanziati mediante il PSR hanno l'obbligo di condividere la conoscenza. Il PSR Veneto ha già finanziato 18 gruppi operativi e al momento stiamo partendo con la selezione di altri gruppi operativi, quindi gruppi, soggetti che si mettono assieme per attuare e per innovare. E adesso vediamo alcuni esempi. Allora, partiamo con questo gruppo operativo, si chiama Itaca. Itaca è l'acronimo. È un acronimo che serve per rendere facilmente individuabile il progetto. A me piace molto questo acronimo perché mi fa pensare a un personaggio che sicuramente avrete studiato anche voi, che è Ulisse. Ulisse era un eroe che risolveva tutto con l'intelligenza, con l'astuzia e che aveva una meta, cioè quello di raggiungere la sua isola, di ritornare a Itaca. Il gruppo operativo funziona alla fin fine allo stesso modo, quindi bisogna usare l'intelligenza, l'astuzia, guardare avanti, guardare oltre e anche avere coraggio, perché quando si parla di innovazione si va verso l'ignoto, c'è comunque una percentuale che può essere più o meno alta di fallire, fa parte della vita e anche il fallimento comunque non è una perdita, perché dal fallimento comunque si impara per migliorare o cambiare rotta. Itaca è un progetto, vedete lì il titolo, Innovazione tecnologica e ambientale per la gestione dei trattamenti nella viticoltura eroica. Allora, non so se voi avete sentito parlare di viticoltura eroica. La viticoltura eroica è la viticoltura che viene fatta in situazioni abbastanza particolari, quelle di collina, quindi che necessitano di
accorgimenti di maggiore impegno rispetto ad altre situazioni. Qual era il problema che hanno cercato di aggredire questi soggetti? Avevano il problema che ad un certo punto i trattamenti fitosanitari che venivano svolti in queste situazioni particolari mediante gli elicotteri, va bene, o gli aeroplani, non erano più possibili, perché per legge sono stati vietati, perché, come sapete, quando si tratta di trattamenti fitosanitari c'è sempre un conflitto con la società civile. Quindi cosa hanno pensato questi soggetti? Di cambiare la modalità con la quale venivano svolti questi trattamenti. Non usiamo più l'elicottero, non usiamo più mezzi aerei, ma utilizziamo un impianto fisso. Un impianto fisso che quindi sia oltretutto automatizzato, che sia tarato e che limiti al minimo i trattamenti che vengono fatti nel vigneto. In questo modo loro raggiungono molteplici risultati. Intanto risolvono un problema basilare dell'impresa vitivinicola, quindi il trattamento fitosanitario che sia compatibile con le normative, con le regole e le restrizioni che ci sono, ma al contempo preservano un ambiente perché limitano l'utilizzo di questi trattamenti, di questi principi attivi che vengono utilizzati, e al contempo assicurano il mantenimento di un paesaggio che è particolare, che è bellissimo, che è quello del vigneto in collina. Questo è un altro gruppo operativo, Rovitis. Qui invece abbiamo proprio un Ulisse, che è il proprietario di un'impresa agricola, di un'impresa anche qui vitivinicola, che però aveva un altro problema. Lui era stufo di entrare in campo e fare i trattamenti e di respirarsi il fitofarmaco, di rischiare la propria salute, di compattare il terreno e così via. Allora cosa ha pensato? Cerco i partner migliori, che non necessariamente sono del mondo agricolo, per creare un robottino che sia guidato a distanza, che mi permetta di fare il trattamento in campo senza che io ci entri. Quindi il robottino viene caricato con il fitofarmaco, lui sa esattamente il tracciato che deve seguire, gli vengono date anche informazioni di carattere climatologico, quindi indicazioni su quanta acqua o quanto fitofarmaco distribuire, e quindi cerca anche di migliorare quella che è la spesa che l'imprenditore deve affrontare per il trattamento. E questo imprenditore è davvero un Ulisse, perché è proprio lui l'ideatore di questo robottino, e si fa accompagnare e aiutare da specialistici della robotica per sviluppare questo prototipo. Andiamo sempre nell'agricoltura di precisione. Qui il progetto DigiControl affronta sempre l'adozione di tecniche innovative, quindi siamo sempre nella pratica agronomica che migliora. Però l'aspetto che viene affrontato riguarda l'utilizzo dei digestati nell'impresa, nel terreno. In questo caso loro stanno cercando di sviluppare un sistema che consenta di mappare il terreno, conoscere esattamente quanto e dove andare a distribuire più o meno digestato per ottenere una produttività migliore, e al contempo per migliorare le qualità proprie del terreno. E quindi abbiamo un vantaggio sia per l'imprenditore agricolo, perché va a ottimizzare il trattamento nel suo terreno, ma anche abbiamo dei vantaggi di carattere ambientale, perché andiamo a ridurre quello che è il rilascio di eventuali sostanze dannose per l'ambiente. Passiamo ad un altro gruppo operativo, Farmers Lab. Qui vedete la pagina Facebook del gruppo. È un'idea di un imprenditore molto giovane,
accompagnato da un consulente molto giovane, sono proprio entusiasti, e mediante la misura 16 hanno cercato di cambiare, stanno cercando di adottare un'innovazione che riguarda più l'aspetto organizzativo e sociale. Cioè stanno cercando di mettere assieme piccoli agricoltori che fanno fatica a piazzare sul mercato il proprio prodotto perché sono piccoli, perché non riescono a dialogare anche con la grande distribuzione, proprio perché sono piccoli e si sentono di contar poco. Loro stanno cercando di organizzarsi proprio per sviluppare nuovi sistemi di marketing e di distribuzione e di vendita del proprio prodotto. Quindi vedete l'innovazione non solo come fatto tecnico, meccanico, ma anche come cambio culturale e sociale. Infine, l'ultimo gruppo operativo che vi presento è questo WAPPOL. Qui c'è qualcosa proprio di nuovo, ossia c'è un consorzio di produttori, di melicoltori, che vogliono rilanciare la propria produzione. Come fanno? Vogliono diversificare la propria produzione. Come fanno? Stanno inventando e stanno sviluppando una nuova bevanda. Una bevanda che stanno pensando di lanciare sul mercato, e quindi hanno il bisogno di sviluppare tutti gli aspetti legati al marketing e alla commercializzazione di questa nuova bevanda. Anche questo è fare innovazione. Tutti questi gruppi operativi che il PSR del Veneto finanzia devono guardare anche lontano. La loro condivisione della conoscenza, il loro progetto ha un impatto sulla propria azienda sicuramente, sul nostro territorio sicuramente, ma deve essere condivisa non solo con il vicino di casa, ma anche con chi in Europa sta sviluppando o sta pensando di sviluppare qualcosa di simile a te. Quindi, tramite questo portale, ma non solo questo portale, i gruppi operativi hanno la possibilità di conoscere cosa succede in Europa di innovativo e che è analogo alla propria esperienza. Questo è il sito web del Pay Agri. Quando vedete quel simboletto lì in alto con tutte quelle frangette colorate, quello è il Pay Agri, quindi il Partenariato Europeo per l'Innovazione in Agricoltura. E qui i gruppi operativi hanno la possibilità intanto di farsi conoscere e poi di condividere conoscenze. Se avete la possibilità o avete la curiosità, potete tranquillamente entrare nel sito a vedere a livello comunitario tutti i progetti e tutti i gruppi che sono stati finanziati. Io con questo ho terminato e vi faccio in bocca al lupo per il vostro concorso e spero in futuro magari di vedervi tra i componenti dei gruppi operativi dei prossimi PSR. Allora, visto che la dottoressa Vianello ci ha parlato di innovazione, facciamo partire il prossimo video, che è la storia di William Savian, che dalla produzione di vino si è spostato alla produzione di birra, appunto con un'idea nuova, quindi con un nuovo marchio. L'azienda Savian è il nostro brand, nonché il mio cognome, è utilizzato per ovvi motivi. L'azienda è Le Contrade si divide in comparto, oppure nasce nel comparto vitivinicolo, che è ancora l'attuale core business dell'azienda, e stiamo entrando nel terzo anno, l'idea di differenziare le produzioni. Abbiamo iniziato a coltivare dei cereali biologici che trasformiamo in birra. Come appunto dicevamo prima, nasciamo nel comparto vinicolo. Io mi sono diplomato in agraria nel 99, ho seguito le orme del papà,
che è il fondatore dell'azienda agricola assieme al nonno. Diciamo che negli anni passati l'azienda era mista, in parte minimale a vigneto e maggiore a cereali. Nel crescere, nel sviluppare l'azienda ci siamo concentrati nel comparto vitivinicolo e 5 anni fa, acquisendo un'azienda agricola qui vicino a noi, a direttiva cerealicola, siamo stati consigliati appunto di impiantare dell'orzo distico, dell'orzo da birra, e da lì è partita l'idea di dire perché non produrre anche la birra, visto che comunque è una bevanda agricola alcolica che potrebbe essere affiancata al prodotto vino. Nel 1993 abbiamo dato una svolta all'azienda, un'importante svolta anche a livello innovativo, perché abbiamo convertito tutta l'azienda in biologico. Attualmente siamo certificati come da partenza dal 1993 in biologico, certificati anche negli Stati Uniti, e produciamo entrambi i prodotti, vino e birra. Il PSR è uno dei tasselli che va a completare l'azienda. Io dico ci vuole molta passione, serietà, correttezza e di conseguenza avviene tutto. Il cuore di questa stanza, di questa zona di produzione sono i 3 serbatoi in fondo, che è la sala cotte. Dopo la sala cotte, che è il cuore, perché andiamo a produrre il mosto parzialmente fermentato, perché lì abbiamo il preammostamento e la bollitura dei cereali e dell'acqua. Qui a fianco invece vediamo i serbatoi, e questi si chiamano fermentatori e maturatori, ovvero dove completiamo la produzione della birra. Abbiamo optato per un impianto moderno, un impianto tutto automatico, quindi per gestire la fase di trasformazione basta che ci sia il mastro birraio, perché le varie fasi sono tutte automatiche, e la fermentazione avviene nel serbatoio, ovvero una fermentazione omogenea per tutta la massa di birra che andiamo a produrre. Ok, allora adesso lasciamo invece la parola ad Alessandro Tomasutti, sempre della Regione del Veneto, direzione Parchi e Foreste. E niente, Alessandro vi spiegherà come tenervi informati sul PSR e lancerà lui video e materiali vari. Grazie, un saluto a tutti voi, potete rilassarvi, è molto semplice il mio intervento, cercherò solo di darvi una mano per non perdermi nei meandri di tutte queste mole di informazioni che avete ricevuto oggi, e da domani, dai prossimi giorni, provare a ricostruire un po' parte di quello che avete sentito finora. Lo scopo dell'intervento è tenersi informati sul programma di sviluppo rurale, vi è stato abbondantemente spiegato perché è importante e quanto è importante, e informarvi anche su alcuni aspetti fondamentali che potrebbero servirvi per partecipare al concorso, per coloro dei quali vorranno partecipare, e più tardi vi spiegheremo meglio anche come funzionerà il concorso. Infine anche sarete chiamati a fare, anche in occasione, per quelli che parteciperanno all'iniziativa, anche fare uno sforzo di comunicazione, perché il modo di rappresentare poi la vostra idea innovativa e l'importanza della comunicazione, come sottolineava anche Monica Vianello, è una componente importante sempre di più anche nel settore agricolo e dello sviluppo rurale. Informare è un obbligo per noi, lo dice il regolamento europeo, però non è solo un obbligo per noi la consideriamo, almeno qua per la Regione del Veneto, un'opportunità, quasi una necessità, per cercare di far capire a tutti, chi è dentro al settore, chi è fuori e chi è sia dentro che fuori, l'importanza degli effetti che il programma di sviluppo rurale ha sulle nostre vite, sulla salubrità del cibo, così come sugli aspetti ambientali. Quindi ricordarsi sempre che riguarda tutti. Per questa ragione la Regione del Veneto si è dotata di una strategia di comunicazione, quindi di obiettivi ben definiti,
sulla base del quale operare, e quindi attuare questa stessa iniziativa fa parte del nostro piano di comunicazione, e adesso lancio un breve video che potrebbe appunto servire per avere un po' il quadro di tutto ciò che stiamo facendo in questo senso. Volevo ricordare, questo video come gli altri è stato realizzato dall'agenzia Pomilio Bloom, che ci accompagna nelle nostre attività di comunicazione in questi anni. Un sistema complesso, ma andiamo a vedere rapidamente gli strumenti che a voi servono anche nell'immediato. Prima di tutto il sito del PSR, lo avete già conosciuto prima, qui potete trovare un primo livello di informazione. Avete bisogno, oggi avete sentito tante cose, volete andarle a recuperare, ricostruire un po' quello che avete sentito. Qui trovate la presentazione dei concetti fondamentali con l'aiuto anche di alcune infografiche riguardanti il PSR, concetti come bandi e finanziamenti, li ritrovate, disposizioni attuative. Poi trovate un altro argomento importante che sono le priorità, le avete già sentite, sono le priorità europee che sono il fine ultimo, se vogliamo, di tutto il nostro lavoro e di tutto lo sviluppo rurale, che si articolano a loro volta nelle focus area, e sono concetti che vi serviranno a chi vorrà partecipare anche al concorso, lo capirete dopo in che modo. Poi ci sono le misure, che sono ovviamente lo strumento attraverso il quale il programma di sviluppo rurale si attua e che bisogna almeno conoscere per quanto riguarda gli argomenti. Per ogni misura nel sito troverete una breve spiegazione video, un breve video che vi illustra come funzionano le 13 misure in cui si articola appunto il programma di sviluppo rurale. Molto importante questa sezione utilità. Parte dei prodotti che avete, delle pubblicazioni nel vostro zaino, sono anche qua in formato digitale, quindi sapete che sono sempre a disposizione. Volevo segnalarvi in particolare la guida al PSR. Questo è un documento importante perché dopo un primo livello di informazione questo è un passetto in avanti per chi come voi vuole approfondire
e vorrà approfondire il PSR. Volevo farvelo vedere, vediamo se riusciamo. Sono tutto il PSR concentrato in circa 100 pagine, vi sembreranno tante, non lo sono perché il vero PSR ne ha più di 1000, quindi già questo richiede un discreto sforzo, ma è ben riposto. Qui trovate davvero tutte le informazioni fondamentali sul PSR. Se invece voleste capire un po' meglio, come abbiamo visto nei video, in cosa si traduce il PSR, qui in questa parte del sito web abbiamo raccolto alcune storie, vogliamo arrivare a raccoglierne, a proporre almeno 100 significative, molte saranno di giovani, che quindi può essere anche di ispirazione per il vostro futuro, il percorso professionale e educativo. Un altro strumento per approfondire, qui non più per conoscere ma veramente per approfondire, è il portale regionale. Qui potete trovare tutti i documenti ufficiali, ne avete sentito parlare anche prima, i bandi sono un elemento fondamentale, qui trovate tutto lo storico dei bandi di finanziamento all'interno del portale regionale, appunto nell'area dedicata all'agricoltura e allo sviluppo rurale, ma trovate anche il testo originale ufficiale del programma di sviluppo rurale. È un testo molto impegnativo, ovviamente nessuno qui si chiede neanche noi, lo conosciamo così al 100%, forse solo Franco Contarin ha questa capacità, ma perché è veramente un documento complesso. Però chi vuole avvicinarsi in maniera semiprofessionale allo sviluppo rurale, al PSR, una scorsa la dovrebbe dare, e qui trova tutti i documenti. Trovate anche lo storico dei bandi di finanziamenti, le disposizioni attuative. Quindi qua siamo su un livello già, insomma, evoluto. Per essere informati sul programma di sviluppo rurale c'è una newsletter, ci si può iscrivere direttamente dall'home page del sito, esce con cadenza mensile. Oltre alle informazioni sulla vita del programma ci sono anche informazioni più in generale su cosa succede nell'ambito dello sviluppo rurale sia a livello europeo che nazionale. E poi ci sono i social, ovviamente, non si può ormai comunicare senza questi strumenti che ci permettono non solo di fare informazione ma anche di fare coinvolgimento e coinvolgere una porzione di target importante e anche di variare un po' nei contenuti, possiamo essere un po' più liberi, e qui potete trovare facilmente comunque tutte le informazioni di cui parlavo prima, più anche informazioni ulteriori. C'è sia la pagina ufficiale su Facebook, c'è il profilo Twitter per un approccio più diretto e informativo, e infine c'è ovviamente una pagina YouTube dove sono raccolti tutti i video, sia quelli che avete visto oggi sia molti altri che possono essere utili, ripeto, per chi vuole conoscere meglio il PSR, ma chi vuole anche partecipare al concorso. Qui trovate tutti o quasi i video che abbiamo prodotto finora, e altri ne troverete in futuro. Vi ringrazio, adesso l'ultima parte, quella del concorso. Bene, allora ce l'abbiamo fatta, siamo arrivati alla fase finale. Al concorso di idee. Allora, vi sono state date tutta una serie di informazioni che rappresentano il presupposto per provare a capire adesso se cimentarvi in questa piccola o grande impresa. Noi abbiamo considerato questa veramente una grossa sfida anche per noi nel cercare di avvicinarci ai ragazzi che sono e rappresentano necessariamente il futuro. Io parto da queste due immagini. Dopo tutte le cose dette stamattina,
è abbastanza emblematica. C'è un grafico dell'Europa con la densità delle aziende, delle imprese agricole gestite da giovani. Vedete che laggiù in basso, in quella penisola, ci sono alcune regioni colorate diversamente, la nostra regione è colorata in giallo. Il giallo, anche se non, ve lo dico subito, vedete, è il primo quadratino, il quadratino più basso di densità. Qua non contano i valori, contano le scale. Guardate un po' come siamo situati all'interno anche dell'Unione Europea. Il giallo vuol dire che non abbiamo molti giovani che praticano l'agricoltura. Il giallo vuol dire che l'agricoltura del Veneto ha bisogno di ricambio. Questa è una situazione che trovate sul sito della DG Agri, quindi sono informazioni che possiamo avere tutti, questa e molte altre. È da qui che bisogna partire per poi arrivare ai discorsi che si faceva prima, ai fabbisogni. Se questo è un'evidenza, l'altra evidenza che abbiamo in parte, più o meno corretta nei numeri perché l'abbiamo raccolta velocemente in questi giorni, siete voi. Voi e chi è collegato, mi auguro, via Facebook per vedere questo incontro, con un grafico che rappresenta gli studenti che usciranno dagli istituti tecnici agrari nei prossimi 2 anni, e barra più o barra meno, ma stiamo parlando di 3.400 ragazzi. Allora, questa è la necessità e quella è l'opportunità. Noi vorremmo, insieme a voi, capire come necessità e opportunità riusciamo a condensarle per portare a casa il prodotto. Quindi, l'abbiamo già detto, perché qui? Perché qui dentro ci sono i prossimi imprenditori, i prossimi operatori, i prossimi consulenti, i prossimi tecnici, i ricercatori, gli amministratori, quelli che saranno al posto nostro fra qualche anno, mi auguro per voi e me lo auguro anche per me. Quindi conoscere il PSR per cercare di capire come sfruttare questo strumento. È un concorso che è rivolto solo a voi, cioè solo a voi studenti degli istituti agrari, a tutti gli istituti agrari, sono 16 istituti e 3.400 studenti. L'incontro che abbiamo fatto oggi lo rifaremo a Padova fra 3 giorni, ovviamente non potevamo essere dappertutto, ma vuole rappresentare l'occasione per provare a capire se c'è da parte vostra qualche scintilla che scatta di fronte a quel che stiamo dicendo. Allora, il concorso di idee per gli istituti agrari, tutti gli strumenti ve li trovate già online, quindi io cercherò di essere proprio breve per darvi gli elementi fondamentali. C'è un regolamento che credo sia di 3 o 4 pagine, quindi per i tutor in particolare, per la rete che ci seguirà, la rete degli istituti che ringraziamo ancora per quanto ha fatto per far partire questo concorso, in quelle 4 pagine, sono 10 articoli, ci sono tutte le regole, lì magari uno può anche approfondire in maniera abbastanza veloce. Io vorrei dare solo gli elementi di base. Trovate il regolamento, trovate la domanda di partecipazione che deve essere a firma del dirigente, trovate la scheda informativa che è il supporto attraverso il quale si presenta l'idea innovativa. Questo è già tutto online. Chi partecipa? Articolo 3 del regolamento, avete questi richiami sparsi così vedete subito il collegamento di che cosa trovate nel regolamento, del fatto che queste notizie sono tutte là dentro poi alla fine. Può partecipare una singola classe, cioè ci si presenta come classe, può partecipare un gruppo di studenti di una classe oppure un gruppo di studenti tra più classi, può partecipare un singolo studente, quindi la possibilità è assolutamente aperta per venire incontro alle vostre esigenze, alle esigenze delle scuole e alle esigenze dei professori. Implica un po' di organizzazione questa cosa, e quindi comunque cerchiamo di essere aperti a tutte le ipotesi. Che cosa bisognerebbe fare? Allora, il concorso prevede la formulazione e proposizione di un'idea innovativa. Fortunatamente il percorso che abbiamo costruito questa mattina mi aiuta molto nel fatto di non dover neanche scervellarmi per spiegare cos'è un'idea innovativa. In ogni caso sul regolamento si è cercato di dare qualche indicazione. Allora, questa idea deve essere finalizzata al miglioramento, allo sviluppo del sistema agricolo rurale, quindi molto ampia, con riferimento ad uno o più aspetti della fase produttiva e gestionale delle imprese o della governance del sistema. Lì sotto trovate una serie di parole chiave che vi dicono che ci sta tutto, cioè si parla di innovazione, come è stato detto prima. L'innovazione non è solamente il PC, il robot e il radar, l'innovazione è
produzione, servizi, pratiche, tecniche, metodi, sistemi, processi, relazioni, filiere, trasformazione, marketing, cioè davvero tutto ciò che fa il complesso sistema del settore agricolo. Quindi ci si può sbizzarrire, non ci sono particolari limiti. Voi sicuramente sarete, avendo un'azienda qui fuori, molto stimolati più direttamente sulla fase tecnico-produttiva, però il concorso è aperto a tutto, anzi l'organizzazione, la gestione in questo momento per questo settore è uno stimolo abbastanza interessante. L'altra condizione che si pone è che questa idea sia funzionale e coerente con il quadro degli obiettivi del PSR. Li avete visti in parte, potrete vederveli con calma, in allegato al regolamento c'è questa lista delle 6 priorità e delle 18 focus area. Vediamo se vado a vedere, no, sono alla fine, ve le lascio alla fine, se no facciamo confusione. Allora, questo quindi è il quadro. Che cosa, come la propongo questa idea? Allora vi abbiamo dato queste 3 ipotesi che credo siano anche quelle più vicine alle vostre competenze e abilità anche in termini di comunicazione e che rappresentano una piccola sfida anche sotto questo punto di vista per quel che è stato detto fino ad oggi, per quello che vi stiamo rappresentando, la necessità che il mondo agricolo parli anche non solo all'interno ma all'esterno ai cittadini, per far capire che tutti questi soldi che spendiamo per l'agricoltura non sono solo per l'agricoltura ma sono per il territorio, per la salute e per l'ambiente. Noi ci stiamo provando anche per queste ragioni. Possiamo fare un cortometraggio, ci sono alcune caratteristiche tecniche che vi lascio, 3 minuti, 15 minuti è un ampi margini di scelta. Potrebbe essere una presentazione simile a queste, ma noi speriamo molto più belle, quelle che abbiamo fatto noi. Ci sono degli strumenti oggi che consentono di fare presentazioni molto più attraenti, o comunque banalmente una presentazione anche di questo tipo, come potrebbe essere un racconto fotografico, sul quale non sto a dilungarmi perché penso che siate più esperti di noi. Attenzione, nel regolamento c'è un warning lì sotto che il prodotto sia originale, attenzione a chi coinvolgete, i diritti e le condizioni, cioè non è che possiamo clonare idee di altri o usare le persone eccetera eccetera, sono 4-5 righe che magari con i professori, il tutor, chi vuole partecipare può dare un'occhiata. Come si presenta questa idea? Abbiamo detto c'è una scheda informativa, abbastanza, sono 2 paginette il cui contenuto poi dipende molto da voi. Chiaramente qui c'è una figura fondamentale che è il tutor o docente di riferimento, che è colui che segue il gruppo e che presenta poi la proposta di fatto. C'è un titolo, chi vuole può mettere anche un acronimo, avete visto prima Itaca, ci sono degli acronimi che aiutano molto anche a veicolare il progetto. Noi abbiamo detto un titolo di 100 caratteri, trovate lì in tutte queste box un dimensionamento massimo 1500, massimo 6000, massimo 1500, non sono limiti rigidi, stanno per dire qual è lo spazio che secondo noi è sufficiente per dare la descrizione che serve. Ovviamente nessuno andrà a contare poi se si va oltre, perché il tema è quello di dare alla Commissione dei prodotti omogenei da valutare per poterli valutare anche con serenità. Descrizione, dovete voi dire quali sono gli elementi di innovatività di questa idea, quindi cercare di condensarli, come dovrete dire qual è la coerenza con questi obiettivi del PSR, come voi la vedete la coerenza, come è applicabile e trasferibile nel nostro territorio questa idea. Potrei inventarmi un razzo che va sulla Luna, però forse non serve molto al Veneto, allora devo trovare qualcosa che abbia a che fare con la nostra realtà produttiva. È talmente complessa, comunque vasta, che ci lascia spazio libero. Qual è il prodotto che utilizzo per fare la presentazione? Cito le mie fonti per supportare la mia idea o per dare un riferimento a fonti anche eventualmente scientifiche. Il tutor firma e sigla valida questa proposta. Prima avete visto quelle cose cerchiate che adesso vi ritornano qua, perché poi queste proposte saranno valutate da una commissione tecnica, i cui nominativi saranno pubblicati sul sito dopo 7 giorni dalla chiusura della presentazione. Valuterà le 3 migliori idee innovative. Il giudizio ovviamente, come per tutte le commissioni, è insindacabile, però lì avete già la guida, cioè la commissione non è che valuta a occhio,
Quelli sono gli elementi. Innovatività dell'idea. Avevate il box per descriverlo oltre che il prodotto per presentarlo, quindi è importante quella descrizione. Massimo 12 punti. Qual è la coerenza dell'idea rispetto ai famosi obiettivi? 8 punti. Qual è l'applicabilità e trasferibilità dell'idea? 6 punti. La qualità del prodotto che fate, perché evidentemente ha una sua rilevanza. A parte tutto il resto, riuscire a presentarlo in maniera rispondente e adeguata. Alla fine ci sono 3 premi. Al primo vincitore andranno 1.500 euro, al secondo 1.000 euro, al terzo 500 euro. I tempi. Si parte il 15 novembre, in realtà è già tutto attivo, sul sito già tutti i documenti sono presenti, formalmente comunque dal 15 novembre, anche perché insomma bisogna maturarla l'idea, si può cominciare a presentare la domanda fino al 15 marzo. La cosa è abbastanza semplice, la domanda di partecipazione, la scheda informativa, il prodotto che avete realizzato, il tutto va imbucato dentro l'indirizzo info@PSR Veneto e trasmesso. Ci fossero problemi di dimensioni del prodotto, utilizzeremo i classici prodotti transfer eccetera per trasmettere senza avere intoppi di trasmissione. Sull'innovazione abbiamo già detto, piccolo così, proprio spunti. Allora, questa idea innovativa, attenzione che sta dentro un vasto mondo di fasi e segmenti. Può riguardare le pratiche, può riguardare i prodotti, può riguardare i processi, l'organizzazione, l'abbiamo già detto. L'importante è che sia applicabile al Veneto, l'importante è che sia rispondente, adeguata agli obiettivi del PSR. Quindi l'idea innovativa deve essere funzionale a queste 18 focus area di cui stiamo parlando da stamattina. Questo è l'elenco che trovate allegato al regolamento. Scorrendolo, innovazione, ricerca, ricambio, filiere, gestione delle risorse idriche, efficienza dell'acqua, energia rinnovabile, diversificazione, c'è il mondo dell'agricoltura e il mondo e il sistema agricolo rurale, c'è spazio veramente per tutte le idee. Qui abbiamo buttato là 3 pillole che trovate a disposizione, una è dell'EIPAGRI di cui si parlava prima, alveare tecnologico. Qui è stato inventato che cosa? Un dispositivo per apicoltori hobbisti, professionisti e ricercatori che interpreta i bisogni delle api attraverso particolari sensori posti nell'alveare, valuta i parametri vitali delle api e trasmette i dati su un cloud all'apicoltore che può intervenire tempestivamente. Se tutto funziona, aspetta, fate voi. Pensavo di non averlo io. Vediamo un po' come, sono esempi, sia chiaro, non intendono ovviamente devo farlo partire forse da sotto. Trebi è un rivoluzionario sistema di monitoraggio da remoto dell'alveare. Permette di analizzare peso, suono e parametri vitali dell'alveare. HiveTech è un dispositivo completamente autonomo GPS e GSM dotato di ricarica solare, leggero, compatto e facilissimo da installare. Nessuna necessità di SIM esterne. Una volta installato, basta un clic perché il vostro apiario sia sotto controllo. Bene, questo era un esempio anche abbastanza ardito e ardimentoso. Ovviamente vi lanciamo degli stimoli che possano guardare anche in alto. Vediamo se riusciamo a tornare alle altre, sulla presentazione, alle altre 2. Abbiamo agricoltura di precisione, questo è un progetto di EIPAGRI, un robot che riduce gli input e che consente l'uso preciso di microdosi erbicide. Naviga tramite GPS e sensori, è guidato da energia solare,
Una telecamera riconosce le piante, applica in modo preciso una microdose erbicida, configurazione remota da smartphone, riduce al minimo la compattazione del terreno e riduce la quantità degli erbicidi. Vediamo un po' come ce l'hanno presentato. Questa è tutta roba che trovate online ovviamente, quindi non c'è nulla di particolarmente impossibile da trovare. No, questo è l'ultimo, la pagina precedente. Qua, quello... Bene, anche questo non era male come stimolo, come spunto. Vediamo se riusciamo a vedere l'ultimo, che se non erro è il gruppo operativo che vi è stato presentato prima da Monica, e quindi una realtà molto vicina. Se ci riesco io direttamente, ce l'ho fatta. Vediamo un po' se riusciamo. Torni un attimo solo alla presentazione, chiudiamo. Allora, questa era una gestione robotizzata del vigneto che si basa sul dialogo tra un mezzo robotico, sensoristica e un software. L'idea è quella di un'azienda autogestita capace di intervenire in campo in base ai reali rischi a cui è soggetta la cultura, riducendo al minimo l'intervento del personale. Quell'affare, se avete visto, se ne andava in giro da solo. Bene, quindi questo è il quadro. Ci auguriamo di avervi dato gli elementi di base, le informazioni per approfondire e qualche stimolo effettivo a poter fare questa prova. Ci teniamo molto a vedere come va, perché poi potrebbe essere solo una prima sperimentazione per continuare con voi un percorso di conoscenza reciproco. Qui avete di nuovo i soliti riferimenti al sito, c'è una casella postale info@psrveneto.it per le informazioni e per eventualmente presentare la domanda. Non possiamo che darvi un grosso augurio di quindi buone idee, buon concorso e buon lavoro, e poi ovviamente buona fine a quelli che quest'anno sono in quinta. Grazie. Ok, se volete abbiamo qualche minuto per le domande.
se vi è venuto qualche dubbio, qualcosa che volete chiedere. Ok, se non ci sono domande lasciamo i saluti al dottor Contarini. Sì, grazie, mi sembra che abbiamo abusato della vostra pazienza, vi ringrazio per l'attenzione che è stata veramente esemplare, ringrazio i vostri colleghi che ci stanno seguendo in streaming. Mi sono dimenticato una cosa, prima nel mio primo intervento, contava di passare qui anche l'assessore Giuseppe Pan, l'assessore regionale dell'agricoltura, non può passare perché è impegnato prima nelle riunioni di giunta, ma questo lo sapevamo, però poi è arrivato qui in Veneto il ministro, devono discutere di cose che hanno a che fare con il nostro settore, quindi gli dispiace, cercherà di esserci venerdì quando saremo a Padova, come ricordava Walter. Da parte mia, a nome della Regione, da parte di tutti i colleghi che sono qui con me oggi, il più grande in bocca al lupo per questo concorso. Noi speriamo che questo possa essere uno stimolo per voi, che sia utile al vostro percorso didattico, e il più grande in bocca al lupo, ovviamente avendo qui i ragazzi anche di quinta, è per gli esami che dovrete sostenere a fine anno scolastico. Ringrazio la professoressa Boato, ringrazio la professoressa Alban, la vostra preside e dirigente scolastico, e rinnovo il nostro sincero ringraziamento per il futuro. Ringraziamo invece noi per questo intervento che penso sia stato utile, veramente penso che stimoli ne siano stati dati tanti, quindi auguro anch'io a tutti buon lavoro.